Apriamo lo step dedicato alla voce del Friuli, avete visto in presentazione Cristian Sergo. Cristian Sergo che è entrato negli ultimi giorni insomma in una sorta di polemica a distanza con il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale. Allora mi racconti, più che a me, racconti ai nostri telespettatori cosa è successo, insomma. Quante ore abbiamo? Beh, insomma, 10 minuti ce ne passiamo. 10 minuti è un po' difficile perché non è negli ultimi giorni, sono praticamente un paio d'anni che noi siamo partiti da alcune segnalazioni che ci sono arrivate ovviamente dai cittadini circa alcuni odori provenienti dalla laguna che non erano proprio quelli, diciamo, naturali. E quindi da lì abbiamo iniziato a fare una serie di, ovviamente, ricerche, domande, come al solito, ma non è che abbiamo avuto moltissime risposte, diciamo, che potessero soddisfarci. Avete Poi, scritto come una tutti lettera, quanti, immagino. ma più di Però una avete, lettera. mi permetta, avete scritto una lettera, ma come diceva il grande Noschese, imitando Berlinguer molti anni fa, abbiamo aspettato di imbucarla, no? Questo è il discorso. Sì, no, ma noi chiaramente appunto abbiamo fatto, diciamo così, chiesto anche ad ARPA Mm, FUG cosa potesse essere, quali certo. potessero essere le cause. Loro ci hanno confermato che era improbabile che fosse un problema al depuratore che è veramente praticamente sul limite della laguna, perché il depuratore scarica sì delle acque in laguna, ma sono solo acque di pioggia praticamente, quindi acqua piovane. E noi ricevendo questa indicazione ovviamente ci siamo anche fidati, solo che poi visti alcune diciamo sanzioni che sono state anche elevate da ARPA stessa nei mesi successivi, era evidente che qualcosa insomma al depuratore non funzionasse, tant'è che poi come detto siamo arrivati ovviamente le ultime schermaglie, ma il problema è sostanzialmente molto semplice. Noi abbiamo il gestore stesso che sa benissimo e lo dice Mm, che l'impianto è sottodimensionato. Nonostante questo, ovviamente è autorizzato a scaricare in mare, perché il depuratore appunto non scarica in laguna ma scarica in mare. Quando noi avevamo avuto quelle risposte sul fatto che potesse scaricare esclusivamente in laguna acque piovane, successivamente con tutte le ricerche che ovviamente abbiamo fatto in questi 2 anni, abbiamo avuto carte in mano in cui ehm, diciamo, è stato lo stesso gestore ad avvisare la regione in almeno 4 occasioni che invece c'è stato uno sversamento di acque reflue depurate durante quelle che sono le fasi di manutenzione e questo sversamento è avvenuto in laguna. ma questo Allora, sversamento quando è accaduto? 2016-2017. Dunque è andato avanti per un periodo, Sì, insomma. anche se il CAFC ha Mm, affermato, perché prima rispondendo a una conferenza stampa che tra l'altro abbiamo fatto a Udine, c'eravate anche voi, lo stesso giorno loro hanno sostenuto di non aver mai sversato in laguna, salvo in un caso, allora, o non è mai sversato o in un caso è sversato, certo. anche perché noi potevamo aver sentito gli odori giusto in quel giorno lì, ma voglio dire. E quindi invece devono esserci state almeno 4 occasioni, quindi non solo una come anche hanno ammesso loro. Ed è da tutta questa serie di mezze risposte, non risposte e quant'altro che ovviamente noi finché non abbiamo diciamo la verità su quello che succede poi a Laguna, perché cosa è successo? Dopo di questi diciamo così ritrovamenti anche di Escherichia coli che usciva dalle acque reflue Certo. depurate appunto dall'impianto, abbiamo cercato di capire quali potessero essere le conseguenze anche di questo nel mare Adriatico e ovviamente poi anche Una nella domanda che le laguna. chiedo, vi siete accorti solo voi effettivamente di questo problema oppure qualcun altro si è Ma accorto e si è magari dimenticato di alzare la cornetta? Ma allora, per quanto riguarda, allora, finisco un attimo Sì. solo il passaggio perché era importante. Noi avevamo cercato di capire quello che poteva Mm, succedere. Cosa è successo? Tra le altre carte che ovviamente diciamo, abbiamo scoperto, erano delle ordinanze che venivano messe dall'azienda sanitaria Bassa mhm. Friulana e Isontina di divieto di raccolta di molluschi
o in mare o in laguna, certo. perché veniva ritrovata l'Escherichia coli in queste due diciamo, zone nei molluschi bivalvi, quindi non nelle acque, quindi non c'è un problema di balneazione, lo ricordiamo a tutti quanti, così come non c'è un problema di mangiare i nostri molluschi, perché i nostri molluschi vengono depurati, hanno tutto un processo, una stabulazione. Però c'è il solito furbo oppure perché gli chi piace non lo fa, chiaramente crudo, chiaramente sono rischio e pericolo. Mangia crudo, oppure chi non segue le procedure, certo, che invece le nostre aziende seguono, chi ovviamente fa questo di mestiere con tutti i casi. Chiaro. E quindi da lì, appunto, sulla base di queste ordinanze, noi abbiamo detto va bene, magari non sarà il depuratore di Lignano, non sarà il depuratore di San Giorgio, ma l'Escherichia coli arriva in mare, quindi abbiamo chiesto da 2 anni praticamente chi è che sta sversando Escherichia coli in mare, se non sono questi 2 impianti. Mai risposto. A ottobre, quindi del 2018, oltre all'Escherichia coli è stata ritrovata anche la salmonella nelle vongole. Anche qua chiesto come mai, nessuna risposta. Ecco, ricordiamo, mi permetta Sergo, se la interrompo un attimo, ricordiamo che quello che sta dicendo lei è tutto documentato, nel senso che non è che gli è arrivato un sasso in testa all'improvviso comincia a parlare, no? Cioè parla perché sono documenti alla mano. Ovviamente, sì, beh, ma sono tutti i perché rapporti. Qualcuno mette sempre il dubbio, sono dice, tutti i rapporti di prova di via. ARPA, e quindi ovviamente l'Agenzia regionale per l'ambiente per me è l'organo ufficiale che deve fare i controlli. Ma come detto, dopo il ritrovamento anche di ottobre della salmonella nei molluschi bivalvi, noi abbiamo riportato alla luce anche queste ordinanze, perché di solito non ne parla nessuno, dobbiamo farlo noi, che già questo è un punto interrogativo che... E per quello l'ho fatto la domanda prima. Esatto, e l'Agenzia regionale per l'ambiente, dopo una settimana praticamente che sollecitavamo risposte su questo, ha detto va bene, il 17 ottobre faremo una visita al depuratore. Di quella visita non si è saputo più nulla, l'agenzia non ha mai più detto abbiamo trovato qualcosa oppure no. Sta di fatto che noi il 24 di gennaio praticamente abbiamo ricevuto invece un rapporto di prova che era proprio conseguente a quella visita, dove si è riscontrata la presenza di salmonella in quelle che dovevano essere le acque depurate dall'impianto di Lignano. Basta, e questo è ovviamente quello che è successo. Poi che sia lecito sversare Escherichia coli laddove la provincia di Udine non mette un limite tabellare, e poi quando l'ha messo la regione chiaramente sono partite le sanzioni, perché evidentemente l'impianto non era predisposto a quel tipo di autorizzazione. Loro ovviamente non hanno problemi neanche con la salmonella, ma il problema non è fare 1+1, certo. Acqua esce, cioè salmonella esce dal depuratore, chiaro. Finisce nei molluschi. Sono 2 cose che, se vogliamo, possono anche essere distinte, ma allora qualcuno ci deve dire la salmonella nei molluschi da dove arriva, perché nessuno sta dicendo che arrivi per forza dal tubone, diciamo così, del depuratore, però noi ce la ritroviamo poi sulla costa. E ricordo anche che a giugno dell'anno scorso Terrazza Mare aveva il problema di molluschi con Escherichia coli, facciamo un calcolo, 40 volte sopra i limiti consentiti. Sì, quelli che si attaccano sotto proprio la Terrazza Mare. Esatto, sì, la zona di Terrazza Mare comunque è ovviamente ampia. Ripeto, nessun allarme, niente. Abbiamo un problema, va risolto, se si arriva a risolvere. Se non si risolve, allora si dice che i nostri molluschi è giusto che abbiano l'Escherichia coli, che il nostro depuratore rimanga pure così. Abbiamo saputo una settimana fa che comunque il CAFC ha in previsione dei lavori per ultimare l'impianto. Questi lavori però sono 4 anni che si devono fare, e quindi noi diciamo se c'è da mettere ovviamente dei soldi, una volta tanto che c'è una spesa da fare, facciamola per risolvere questa situazione. Comunque nessuna schermaglia, poi io capisco ovviamente che anche il presidente del CAF che si senta... Ma secondo me, guardi, secondo me, Sergo, il problema sa qual è secondo me? Che noi ci facciamo domande. Ma no, ma non è solo che farsi domande, il problema è che la gente, cioè io dico sempre la differenza fra, senza nulla togliere ai mezzi di informazione,
Però il discorso è, per dire noi siamo bravi, gli altri, questa cosa a me non mi interessa, però il discorso è che mentre stiamo seduti qua, come starà seduto il presidente del CAF, che mi ha già confermato la sua presenza, ecco, vede, il presidente del CAF non è uno di quelli che deve che dire, ah, questi qua parlano e nessuno mi chiama, noi no, invece gentilmente mi ha già risposto e verrà nei prossimi giorni a parlare e a replicare su quello che lei ha detto. Sarebbe bello un dibattito. Però le dico che stiamo anche preparando questo. Però la differenza qual è? Vede che lei ha parlato adesso 10 minuti tranquillamente davanti a una telecamera, non c'è stato nessun trucco e nessun inganno, non è, ah ma mi pare che il giornalista ha riportato perché io ho detto questo, qui si è parlato liberamente, il telespettatore da casa valuterà poi se quello che è riportato per mezzo stampa, la sua dichiarazione per mezzo stampa, riportata per mezzo televisivo, ripeto, senza trucco e senza inganno, potete fare la VAR, che tanto abbiamo ragione noi, se le due cose coincidono. Io dico, il problema è che molto spesso si creano magari delle polemiche da parte di qualcuno senza magari andare effettivamente a capire quello che si è detto, no? Perché a volte l'italiano è un po' duro. No? Infatti, questo l'abbiamo anche specificato, è uscito anche un titolo sul giornale che associava le due cose, molluschi ritrovati è colpa del depuratore. No, noi ovviamente facciamo sempre, diciamo, ma anche perché non devo essere io a dirlo, certo. E non posso essere io a dirlo, io dico soltanto che abbiamo due situazioni. Una è quella che da anni ormai vengono ritrovati, diciamo, viene ritrovata l'Escherichia coli nei nostri molluschi e adesso chiaramente ci sono anche i rapporti di prova che ammettono che il depuratore di Vignano ha questi problemi. Chiaro. Dico una cosa in più, visto che il presidente Benigno poi sarà qua, così magari glielo chiederete, ha riferito che quelli da me citati sono rapporti di prova di ARPA e che non sarebbero rappresentativi perché sarebbero rappresentativi loro in autocontrollo, cioè la società che controlla l'ha controllata praticamente, quindi non è rappresentativa ARPA ma è quella del Firulab. E quindi secondo lui vanno bene quelli di Firulab e io appunto ho ricordato che Firulab, certo, 2 settimane dopo il famoso rapporto di prova del 17 ottobre ne ha fatta una praticamente sempre in autocontrollo e anche quella è risultata praticamente quasi al triplo, chiaro, del limite consentito. E allora che mi dica il CAF quale vuole prendere riferimento, perché una delle due per me va bene, per me va bene quello ufficiale, però chiaro, se loro vogliono quella di Firulab sappiano che anche quelle di Firulab sono le stesse che nel maggio 2017 segnavano 3 milioni di unità fecali di Escherichia coli, quando il limite suggerito dal 152, quindi non imposto perché, ripeto, la provincia non l'aveva ancora imposto, ma insomma il limite suggerito dal 152 prevede 5.000. Chiaro. 3 milioni su 5.000. Insomma, alla fine speriamo che i conti tornano, ma soprattutto c'è da capire, e poi chiudiamo, il fondo è stato toccato secondo lei oppure c'è ancora margine per cercare di evitare poi l'ulteriore disastro? Perché quando i buoi sono scappati poi arrivederci. No, ma è chiaro che allora, se, ripeto, se si riuscisse a trovare la fonte di queste Escherichia coli, qualunque essa sia, ripeto, il problema qual è? Che finché la troviamo nei molluschi, i molluschi se li cuciniamo, se li depuriamo, se c'è la fase di stabulazione non causa alcun problema. È un fastidio per i produttori che, come avete visto già la settimana scorsa, si lamentano perché non ci sono più molluschi in mare e quindi qualcuno dovrebbe anche chiedersi come mai. Però il fondo chiaramente lo toccheremmo se questa Escherichia coli venisse ritrovata nelle acque ovviamente nostre di balneazione. Questo sarebbe veramente il fondo. Per ora non è così, giallo, per ora ovviamente non è così perché il mare, però insomma prevenire è meglio che curare, diceva qualcuno. Se no tanto vale togliere le autorizzazioni, cioè, tanto vale togliere i limiti di legge, chi va e poi ci affidiamo al mare. Io ringrazio Christian Sergo per essere intervenuto e soprattutto ripeto, la voce del Friuli vale proprio per tutti, nel senso che molto spesso mi arrivano telefonate di gente, ma io ho detto qua, cioè, allora ripeto, senza nulla togliere a chi fa, ognuno fa il suo mestiere,
io penso, anzi non dico metto la mano sul fuoco, ma sono convinto che i miei colleghi che operano anche per la carta stampata lavorino con serietà e deontologia professionale, ecco, senza nessun problema. Ripeto, la televisione, siamo qua, abbiamo parlato in presa diretta non c'è nessuna interruzione, dunque è stato detto quello che ha riferito l'assessore, pardon, il consigliere Sergo. Chiaramente magari a volte si riporta qualcosa, può sfuggire, magari qualche fa. Poi, ripeto, la maggior parte della gente non legge mai l'articolo dalla A alla Z, legge il titolo, la foto e poi capisce basta Roma per andare come. alla fonte, ovviamente, che Allora sono le note succedono che poi magari inutili mandiamo polemiche che poi alla fine cascano, sicuro. anzi si sciolgono come neve al sole. Io ringrazio l'ospite, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. La voce Grazie del a voi. Friuli torna come sempre, stessa rete, stessa ora. Mandi. Mandi.